Finisce con un pareggio 2-2 la partita tra Licata Calcio e la squadra del Trapani. La squadra allenata da Romano, reduce da una pausa dovuta al Covid-19, riesce così ad arginare la forte squadra del Trapani. Per la classifica in testa è sempre il Catania con 39 punti, seguito dall'Ocri con 28, quindi all'ottavo posto il Licata che si attesta a 20 punti. L'altra squadra grigentina, il Canicattì, è ferma a 18, sconfitta dalla squadra del Sant'Agata per 2-1. La prossima gara vedrà il Licata in trasferta giocare contro il Ragusa Calcio. Sono sicuro che abbiamo fatto una grande prestazione, eravamo in emergenza, eravamo con alcuni giocatori acciaccati, tutto sommato i ragazzi hanno tenuto bene, hanno lottato, non era semplice dopo una settimana di stop, con tutte le problematiche che abbiamo avuto e gli infortuni che abbiamo avuto durante questi 15 giorni. I ragazzi hanno fatto veramente una grande partita, penso che il risultato sia giusto anche perché noi siamo passati in vantaggio, poi un rigore a mio parere regalato, perché la palla ormai lui non la poteva più prendere, c'aveva il portiere in mano. Siamo andati sotto, ma siamo andati sotto poi nel momento migliore nostro, nel momento bello nostro che stavamo spingendo, avevamo creato, hanno fatto gol loro su un traversone. Poteva sicuramente costarci a livello psicologico tanto, invece la squadra ancora una volta dimostra di avere grande determinazione, non si arrende e vuole ribaltare sempre il risultato. Ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. È chiaro che giocarla ad organico al completo probabilmente sarebbe stata un'altra partita, ma mi tengo stretto il punto, secondo me è un punto d'oro, i ragazzi hanno fatto una grande gara condita sia dalla tecnica sia dalla sofferenza, è quello che è il nostro credo. Sono molto contento di come i ragazzi hanno fatto, anche chi ha giocato al posto, diciamo, di chi ha giocato di più ha risposto presente, e questa è una grande soddisfazione perché il gruppo è veramente sano, solido. Ricordo a tutti che siamo la squadra più giovane del girone e questo ci riempie di enorme soddisfazione. Ce la giochiamo sempre ad armi pari con tutti e sapendo benissimo che la montagna ancora è da scalare e c'è ancora tanto da fare. Però penso che la strada sia quella giusta, i ragazzi rispondono presente e siamo molto contenti. Oggi è un punto che mi tengo molto stretto. Sì, non era facile, lo sappiamo perché arrivava una squadra come il Trapani, ben organizzata, che gioca a calcio, comunque ha dei bravissimi calciatori. Pure se noi avendo qualche acciacco, cioè, però non pensare che arrivi a Licata che è una passeggiata. Comunque il mister può contare anche su alcuni ragazzi che sono in panchina, anzi tutta la panchina, perché sono uguali agli 11 che scendono in campo. Però un punto direi giusto, dai. Senti, questa stagione ha tirato il rigore Minacori e non ha segnato, ha tirato Popolo, stesso esito, poi oggi ti sei preso tu la responsabilità di andare a tirare. Non ci hai pensato un attimo, era già deciso così? No, noi il sabato proviamo tutti, però oggi me lo sentivo e comunque come si dice che sbaglia chi non li calcia i rigori.